Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo su Fallout 4. Ho fatto un 4-5 ore di gioco, sono a livello 8 con il personaggio, ho dovuto giocarmelo un po' da solo per capire bene il tutto, le dinamiche, le novità, le robe. E così anche perché comunque voglio fare dei video, come si dice, no, uno alla volta tutti quanti perché chiaramente è impossibile. Però ragazzi, come potete vedere non c'è la webcam e prima di cominciare voglio spiegare una cosa. Allora Fio, io ho visto che il canale è andato, nel senso... il video che ho fatto di Fallout con la webcam è stato un video fatto anche uno dei miei più elaborati, ci ho messo anche tanto a editarlo. La sincro dell'audio c'era, però proprio visto che anche portando novità, la webcam, giochi nuovi, altre cose, c'è proprio un... cioè, diciamo che il tubo sta sonnecchiando, almeno per noi, diciamo, giocatori con pochi iscritti e poche visual. Voi sapete che io non faccio certo questa cosa per le visual o per gli iscritti perché ve lo dico francamente, cioè ormai con la partner, cioè 35-40 euro se va bene, quindi ecco, diciamo che non sono i soldi il problema, anche perché sapete il mio lavoro è 5 anni che lavoro, quindi le mie le mie ambizioni, le mie cose sono su ben altre cose, non certo su fare video. Quindi ecco, però è chiaro che avere pochi commenti, fa un culo cane, avere pochi commenti e poca partecipazione ti porta a essere un po' scazzato perché sapete il Cume è un crazy Cume, ha bisogno di essere alimentato da voi. Quindi non so che fare, se portare altri video, prendere una pausa bella dal canale, adesso non voglio dire non fare più video perché lo sapete che è impossibile perché il divertimento di postare video, di condividere quello che faccio è troppo grande. Però non so bene come muovermi, nel senso so bene come muovermi perché FIFA ancora prende, NBA abbastanza. Pro Cycling che per me è una delle più belle serie in questo momento, anche dove io mi sto gasando a bestia. Vedo però che era seguita tantissimo all'inizio, anche troppo, forse rispetto alle mie aspettative, adesso fa molta più fatica. Non lo so, giustamente il pubblico di YouTube è abituato, cioè quelli che affermano di essere youtubers a farlo di lavoro, chiaramente fanno video qualitativamente molto migliori rispetto ai miei, non sono il primo a dirlo con un editing serio, tutto quanto, quindi probabilmente anche la community si è abituata bene, quindi adesso vanno i miei video che sono molto sempliciotti, spartani, così si gioca, si carica e fanculo. Probabilmente il Kuma è passato di moda, se mai il Kuma è stato una moda. Quindi non lo so, facciamo questo video senza web perché almeno lo faccio più veloce e sono anche più tranquillo nel giocare perché comunque sapete che con la web è più difficile. Però aspettatemi voi, cioè, dovete dirmi voi cosa fare. Sì, ce l'ho, ecco. Adesso praticamente vi spiego. Ho fatto un paio di missioni, ho preso un po' di armi, adesso sono con Valentine, che gli ho salvato il culo, perché praticamente lui è un investigatore adesso che mi può aiutare nel trovare mio figlio. Io gli ho spiegato un po' di cose, gli ho spiegato come erano gli assassini, chi è Sean, così colà, e adesso vediamo che fare, se riusciamo a trovare qualche indizio, qualcosa. Questo è l'ultimo indirizzo di sto Kellogg. Non ho capito aspetta un attimo. Qua c'è qualcosa? Sono un pirla, infatti che cazzo. Allora, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Togliamo qualcosa perché... beh, cazzo per uno, che sfiga comunque. Ok. Poi possiamo togliere, qua abbiamo un sacco di armi, tipo, guarda, 6 pistole, 5, la togliamone via qualcuna perché ho preso un po' troppa roba, forse. Vai, ciao. Ok, ok, questo devo fare, perché nel ciacolare... Nostro americano, grano turco. Manette, questi per i giochini Sadomaso faceva, che spot, un grande, Niente, qua non c'è un cazzo. Ah, aspetta un attimo. Cane, grazie. No, ok. Ai ai ai. Vediamo un attimo. Buono, Steampack me li godo. Guarda che cazzo c'ho, bello, mi gasa.
Ma sì, prendiamoci tutte ste robe. Adesso pesano troppo sicuramente. Bocconcini, zuppa di guana. Acqua sporca. Vediamo un po' cosa c'è. Ecco adesso io ho bisogno di una cosa, di capire dove poter trovare la ceramica. Ho bisogno clamoroso, sì lo so, di ceramica. Quindi se mi potete aiutare a capire in che zona della mappa c'è, perché veramente non l'ho trovato. Rettore usato. Allora, aspetta un attimo, da una sto peso di merda. E anche tante mitragliatrici, ho provato a farmene via qualcuna, dai. Ecco, buono. Siamo a posto, servono anche un cazzo. Munizioni, e queste me le tengo. Non ho capito, vedi, nel parlare sono un pirla, non ho capito un cacchio. Allora. Birra Gwyneth, proiettili calibro 44 e sigari. San Francisco Sunlights. Marca interessante. Tuttavia questo non ci Ciao porta da tesoro. nessuna parte. Suggerimenti? Che ne dici di Dogmeat? Un cane del Commonwealth come lui può seguire una pista per miglia. Beh, Dogmeat sembra ansioso di aiutare. Perché non lo lasci provare? Beh, Si trova una pista. Prima che tu vada, so che è una faccenda personale. Se vuoi affrontare Kellogg senza di me, basta dirlo. ma sinceramente voglio qualcuno, sì. Sono più tranquillo, è un bell'uomo. Chiamo quel bastardo. Mi può dare molto una mano, bel ragazzo anche. Tu dici salta e io obbedisco. Grazie San Valentine. Godo. Mostra sigaro. Oh, Dogmeat. vai amore, dai. Bello. Dai vecchio. Dai! Trova Kellogg, bello. Portami da quel figlio di puttana. Il cagnetto. Trovo un indizio, vai. Buono. E niente, raga, questo è il punto, ecco, diciamo. Quindi aspetto commenti e roba perché ho bisogno. Ho bisogno di vostro parere, ecco, cioè, ripeto. La community si è abituata troppo bene ormai che, diciamo, noi delle vecchie glorie, se pensi ai video col Piada, col Sub, erano video molto semplici, ma mi sfocio quanto ci pisciavamo dalle risate. Adesso invece fiori l'editing, tutto è all'ennesima potenza ormai. Io chiaramente con il lavoro e con i miei impegni non è che posso fare una roba del genere. Forse non sarei neanche in grado, probabilmente. Cioè non nascondo perché diciamo nelle mie conoscenze diciamo informatiche o cose, diciamo nell'editing così, non è una roba che non è che mi è piaciuta più di tanto perché eh, secondo me è un video, l'editing è importante, ma almeno a mio avviso non fondamentale. Cioè una volta che c'è un commento divertente o comunque interessante, un bel gioco, dovrebbe bastare. Ecco, invece adesso vedo che la community non è più così. E il Cume è triste, il Cume è triste. Però il Cume sa che lo zoccolo duro del canale non morirà mai, cioè, è una cosa spettacolare. È una cosa spettacolare questa e sono troppo contento di questo, è troppo bello. Vabbè, vediamo, seguiamo un po' sto porco e vediamo. Ecco, vedere col pistolino però perché è una mitragliatrice. Visto che c'è anche la pioggia, è fatta bene. Beh, comunque il gioco è bello, ve lo consiglio. Cioè, anch'io che non ripeto, io mi posso definire super esperto della serie, ecco, ho giocato di più altri giochi. Però ecco, anche per chi si avvia la prima volta a giocare a Fallout lo consiglio assolutamente. Che bello il mio cane. Cerca di... Oh merda, cos'è quella roba là? Bene. Kellogg deve essersi fermato qui. Cerchiamo in giro. Vediamo se troviamo una pista. Finché quella robaccia San Francisco la porti su, Sunlights. Dogmeat ha ritrovato la pista. Ok. Ok. Sì, però... Che ne dici, bello? Basta per continuare. Vai. Ecco, non mi piace molto quel simpatico là. Ok. Bende sporche di sangue. Dogmeat ha ritrovato la Dogmeat può pista. fiutarle. Dai, vecchio. Dobbiamo restare insieme, bello. Almeno finché non troviamo Kellogg. Dai. Che ne dici, bello? Basta per continuare. Sporo, sta calmo.
Metto qua munizioni, steampack, ok. Dai, vecchio, su. Ma porca puttana. Buono, eccolo qua il porco. Ok. Very good. Nice job, Kuma, nice job. Ricordo che la difficoltà è normale, ragazzi, perché non posso andare con difficoltà più alte, perché penso che crepo dopo 30 secondi. Dai, cagnetto. Dai. Oh, buono. Dai, vecchio, dai. Ah, cosa ha trovato qua il nostro cagnolino? Merda! Mamma mia. Bravo, vecchio mio. Birra Gwyneth, una delle sue debolezze. Avrò bisogno del tuo naso per trovare Kellogg. Sì. Che ne dici, bello? Basta per continuare? Ok. Bravo cagnetto. Bravo il nostro cane. Lo vedo molto esaltato. Trova, ti prego, l'indizio fondamentale. Parapapero pero. Ecco. Ciao. Merda. No, no, grazie. Cagare. No, niente, a posto, morto, ciao. Vai. Buono. Vai, muori e crepate. Figlio di una brontosaura, oh. Bravo. Se non spreco munizioni, sono troppo pazzo, Dio santo. Qua devi andare tranquillo, lo spav, non puoi fare ste robe. Sto Kuma. Ecco, sto anche morendo, cazzo. Che sparo, livello di... Livello... Livello normale già così, chi gioca a livello più difficile non so che cazzo possa fare, veramente. È una roba veramente disarmante. È proprio disarmante, fiori. Vabbè, voi lo sapete, non sono un esperto di Fallout, quindi ci stanno i vaneggi comediani. Ok. Buono, questo me lo godo. Ok, che cazzo c'è qua? Che cosa abbiamo qui? Errore. Sistema danneggiato. Non sento le gambe. Mi dispiace. Quindi? Deve essere stato Kellogg. Vai. Altro dei suoi sigari. Sparo questo fumo e beve come un porco. Kellogg è ancora là fuori. Dobbiamo trovarlo, bello. Sì. Kellogg's qua, devo trovarlo. Allora raga, siamo arrivati al nostro punto. Adesso vediamo un po' che fare. Vediamo un po'. Allora, c'è il nostro San Valentine. Porca puttana! Ecco. Penseranno due volte. Catroia. Allora. Allora. Dove cazzo è? Vai.
Vediamo di trovare sto porco. Sto porco disgraziato. Esplora Fort Hagen. C'è qualcuno? Vai. Merda e crepa. No, non ho più un cazzo. Vaffan bro. Vabbè, ciao. E crepa. Siamo ancora in piedi, no? C'è qualcosa là. Muori. Guarda cosa. Qua dove tappo. C'è la diffusione. Calma, relax, come relax. Aspetta.